Salve a tutti, parliamo di questo dolce che è la pasta di San Sebastiano, le paste che si fanno proprio in onore di San Sebastiano dalla festa praticamente dell'alloro per tutto il periodo di gennaio, quindi ogni giorno troverete nella pasticceria questa pasta di San Sebastiano che ha origini ovviamente molto antiche ed è nata proprio insieme alla festa del patron nel 1688 all'incirca e quindi è una pasta fatta con un savoiardo come di base, della ricotta fresca dei nostri pascoli, lavorata con dello zucchero semplicemente, scorzetta di arancia candita e delle ciliegine come decorazione. Iniziamo intanto da un savoiardo, che sarebbe questo, che viene fatto come base primaria e quindi è proprio la base, è molto morbido, quasi come una cassata, ecco, perché tutti i dolci e le cornie siciliane partono tutti dalla base della ricotta, del dolce morbido, della cassata, quindi questa è una piccola pasta morbida, fatto di savoiardo, di ricotta. Viene farcito, questo viene messo qui, pressato leggermente e quindi vengono tutti farciti e poi glassati. Qualche scorzetta di limone o di arancia all'interno come un gusto, a dare un gusto particolare, è un gusto siciliano. Questo dolce è stato prodotto sì, all'inizio proprio della festa, quando ha iniziato la festa per noi del patrono di San Sebastiano, e quindi lì quelle piccole pasticcerie che c'erano hanno iniziato a preparare questo dolce, quindi ha origini molto antiche ed ha origine appunto del 1682 all'incirca, quando è iniziata proprio la grande festa del nostro patrono, e quindi insieme è iniziato la storia di questo dolce che ancora oggi facciamo tutti, e ancora oggi lo facciamo sia con la ricotta che con la crema a base di vaniglia, insomma adesso vi farò vedere come. Allora, la glassatura, esistono due versioni di questo dolce, ma adesso stiamo facendo questa, e questo praticamente è lo zucchero fondente di canna, come ben vedete è sciolto, così, e viene semplicemente, deve avere la sua temperatura perché altrimenti non avviene la cristallizzazione giusta, e quindi andiamo semplicemente a glassarlo. In maniera tale che viene giù tutto lo zucchero e che la pasta viene ricoperta. È come proprio una montagna di neve che cade giù. Certo, anche a gennaio da noi c'è abbastanza freddo e quindi è possibile che abbiano pensato allo zucchero fondente come alla neve bianca che cade. Adesso andiamo a mettere le scorzette di arancia candita sulla ricotta, oppure la ciliegina candita come decorazione. Ecco qui. Ce n'è per tutti i gusti. Sì, ce n'è per tutti i gusti, poi abbiamo tante varianti, adesso li facciamo vedere. Ecco qui, il dolce viene sistemato e adagiato.